Tragica sbandata in scooter in Alpago lungo il lago di Santa Croce. Marito e moglie di Pieve di Soligo finiscono fuori strada per l'asfalto bagnato. Il 56enne muore, ferita la donna, non sarebbe in pericolo di vita. Paura per una bambina di 1 anno di Pieve del Grappa colta da malore poco lontano da una malga, colta da una crisi respiratoria, è stata soccorsa a 1200 metri, si è subito ripresa. A Selvana, equipaggio di un'ambulanza di Treviso Emergenza aggredito da un 21enne in stato di alterazione, accaduto questa mattina all'alba. Per fermare il ragazzo è dovuta intervenire la polizia. Ladri in azione in pieno centro a Maserata, ignoti si sono introdotti in una nota agenzia immobiliare rubando soldi e gioielli. La titolare: hanno portato via i ricordi di mia madre, chi ha visto qualcosa ci aiuti. Chiazza verde fluorescente nel Canal Grande all'altezza del ponte di Rialto. Il prefetto di Venezia convoca una riunione urgente, l'ipotesi liquido di tracciamento. Elezioni amministrative, da Vicenza a Vedelago, urne aperte fino a domani alle 15. L'affluenza è sulle montagne russe, sfida all'ultimo voto. Domani commenti e risultati in diretta su Antena 3 dalle 14.30. Dall'Anteas ai ragazzi del Besta, passando per l'Onlus, il tuo sorriso e l'Associazione Volontari Ospedalieri, il gruppo folcloristico trevigiano premia il volontariato della Marca, terzo settore che chiede spazi e nuove energie. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca ad aprire questa edizione domenicale del nostro telegiornale. Una notizia drammatica che arriva dalla conca dell'Alpago. Un gravissimo incidente oggi pomeriggio lungo la statale 51 che costeggia il lago di Santa Croce all'altezza del bivio che porta in località Cornolade. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando nell'affrontare una curva. L'uomo è finito a terra e ha perso la vita. Si tratta di un uomo residente a Pieve di Soligo di 56 anni. Ferita in modo non grave anche la moglie passeggera del mezzo. Non è, anzi, questo lo possiamo dare per certo, in pericolo di vita. Il motociclista è stato subito soccorso dal personale sanitario arrivato con ambulanza ed elicottero dall'ospedale San Martino di Belluno, ma non ce l'ha fatta. La moglie invece è stata portata, come vi dicevo, nel nosocomio per le cure del caso. L'incidente si è verificato poco prima delle 16. Sul posto, oltre al personale sanitario, c'erano i carabinieri che si sono occupati del rilievo del sinistro. Poco prima su quel tratto aveva piovuto, quindi l'asfalto bagnato potrebbe essere una delle concause. Abbiamo sentito anche pochi minuti fa, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldani. Non vi diamo le generalità di questa coppia perché i familiari devono essere ancora avvisati, o perlomeno non tutti i familiari sono stati avvisati, quindi non ce la sentiamo, per una questione di delicatezza e di rispetto, di darvi le generalità. Comunque un dramma che coinvolge una famiglia di Pieve di Soligo. Vi dicevo di questa pioggia che ha battuto oggi in quella zona, in particolare del Bellunese. Vi mostro anche delle immagini che arrivano dalla provincia dolomitica. Problemi ci sono stati in particolare nella zona tra Belluno Nord e Ponte nelle Alpi. Vi mostro anche un'altra immagine particolarmente significativa che arriva dalla Veneggia, quindi siamo nella zona dei centri commerciali, dei supermercati, a nord per l'appunto di Belluno, sulla strada per Ponte nelle Alpi. Questa è un'immagine molto significativa. Interventi dei vigili del fuoco sono in corso, ci sono stati disagi alla circolazione, ma insomma l'allarme sembra comunque rientrato, pur con l'impiego di uomini e mezzi proprio sul territorio. Ancora la cronaca. A Selvana questa mattina un equipaggio di un'ambulanza di Treviso Emergenza è stato aggredito da un 21enne in stato di grave alterazione. È dovuta intervenire la polizia. Chi è in front office, quindi pronto soccorso, i nostri psichiatri, i nostri infermieri, in psichiatria di pronto soccorso sono ogni giorno, purtroppo a rischio di questo tipo di violenze che possono essere psicologiche, quindi verbali, ma anche come in questo caso di aggressione. 5:15 del mattino, quartiere di Selvana, un 21enne a terra è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118, ma gli operatori si sono ritrovati davanti un soggetto violento.
Sono arrivati sul posto infermiere e l'autista e hanno trovato questo signore, questo giovane sostanzialmente ancora non proprio lucido orientato, era per terra, la bicicletta era più avanti, caduta più avanti, e loro volevano valutare giustamente lo stato della persona. L'infermiera si è avvicinata ed è stata aggredita e ha dovuto scappare, per cui è stata poi aiutata dal nostro autista, che ringrazio, che è stato mosso una mano dal medesimo. Sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia. Un equipaggio delle volanti ha calmato il giovane, accompagnandolo poi al pronto soccorso. Ancora da stabilire le cause dell'alterazione. Con massima solidarietà ai operatori. Adesso anche capiamo quanto difficile sia fare questo mestiere e perché ci sono poche vocazioni, perché quando una persona che fa il proprio dovere tenta di salvare qualcuno, di aiutare qualcuno, viene aggredita, voi capite che effettivamente questi messaggi non sono certo positivi per un giovane che vuole intraprendere questa carriera. La tendenza è quella di un aumento di casi di questo genere, spiega Benazzi, ma l'umanizzazione di cui tanto si parla, conclude il direttore generale, non va perseguita solo da parte dei sanitari, ma anche da parte dell'utenza. Paura poco dopo le 14 in località Domador sul Grappa, siamo sul versante bellunese di Alano di Piave. Una bambina di 1 anno residente a Pieve del Grappa nel Trevigiano ha accusato una crisi respiratoria. L'episodio a nord di Malga Camparonetta. Immediata la chiamata ai soccorsi, sono partiti con ambulanze fuoristrada medico e infermiere di Pedemontana Emergenza, seguiti da 2 mezzi del soccorso alpino con 5 tecnici. La bimba e i familiari sono stati raggiunti dopo circa 20 minuti di strada. Fortunatamente la piccola stava meglio ed è stato annullato l'arrivo dell'elicottero che nel frattempo si era levato da Treviso. Il caso si è risolto quindi nel migliore dei modi, non si è reso necessario neppure il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Ritorniamo sul giallo della Piave, l'omicidio di Anika Panfile. Le indagini da una parte, i timori per la sorte dei suoi figli dall'altra. Le preoccupazioni di Anika, i suoi problemi economici e poi quell'ultima persona che ha incontrato, che conosceva e che al culmine di un diverbio l'ha uccisa da disarmato, disfandosi poi del corpo. Da una parte le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica che proseguono senza sosta per dare un'identità all'omicida della mamma 31enne di Via Ronchese, dall'altro i timori per la sorte dei suoi bambini, i 3 piccoli avuti con l'ex marito, un suo connazionale, mentre la minore è nata dalla relazione con il compagno Luigino De Biase. L'ex marito sarebbe arrivato a Treviso nelle ultime ore dalla Romania. Verso di lui in passato la donna avrebbe sporto denuncia, poi 5 anni fa la separazione. Giovane Anika Panfile, con un passato non facile e i tanti sforzi per crescere i suoi bambini, al punto da chiedere aiuto alla comunità di Sant'Egidio, soprattutto per far fronte alle spese mediche di cui potevano avere bisogno i figlioletti, mentre per quelle ordinarie cercava di arrangiarsi. Tutto quello che aveva lo spendeva per loro, confermano dalla comunità, dove è partita una raccolta fondi per sostenere proprio i bambini, mentre ancora si attende di fare luce sulla tragica fine di Anika, forse gettata in acqua dal ponticello sullo scolo del canale della Vittoria a Spresiano, dove qualcuno ha deposto fiori e lumini, e poi ritrovata su un isolotto lungo il Piave con addosso ancora i vestiti con cui era stata notata ad Arcade per l'ultima volta 10 giorni fa. Ladri in azione in pieno centro a Macerata. Ignoti si sono introdotti in una nota agenzia immobiliare del centro rubando soldi e gioielli. La titolare: mi hanno portato via i ricordi di mia madre, chi ha visto qualcosa ci aiuti. Indagano i carabinieri. Hanno portato via anche i gioielli di mia madre, gli unici e ultimi ricordi che ho di lei. Se avete visto qualcosa, cari compaesani, aiutatemi. Sono parole soppesate e sofferte, quelle che Marta Perocco affida ai social per raccontare il furto subito nella propria agenzia immobiliare gestita con il padre Paolo nel cuore di Macerata, in via Caccianiga, nella notte tra venerdì e sabato. È 00:30 quando ignoti si introducono nel negozio. Lo fanno, racconta lei stessa, dalla porta principale come fosse fatta di burro. La cassaforte viene scassinata, probabilmente forzata con una smerigliatrice. Oltre ai monili vengono asportati i documenti dell'attività e i risparmi personali di una vita. Si parla di una cifra elevata, ma non c'è ancora un ammontare preciso. I carabinieri stanno già setacciando le telecamere della zona. Quello che sembra certo è che i delinquenti hanno agito indisturbati e senza disturbare. Voi eravate in casa? Sì, alla 00:30 eravamo a letto.
Sì, no, non ho sentito niente, non ho visto niente e purtroppo mi dispiace. La zona non è nuova a episodi di questo tipo, anzi, nell'agosto dello scorso anno 2 uomini avevano rapinato la parafarmacia a fianco dopo un lungo appostamento. Un episodio che aveva allarmato lo stesso Paolo Perocco, che aveva raccontato la sua angoscia ai nostri microfoni. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. A meno di un anno il copione si è ripetuto, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. Perocco è però scosso. In questo momento no, ci sentiamo domani che devo verificare alcune cose. Non volete proprio dirci niente? No, per adesso decidiamo domani. Ma lei pensa che ci sia un collegamento con la parafarmacia dell'anno scorso? No. Non c'entra nulla. Ora bisogna capire se i ladri fossero a conoscenza del fatto che all'interno della cassaforte c'erano i gioielli di famiglia, un dettaglio non da poco sul quale si stanno concentrando i carabinieri. Intanto i carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 23enne già noto alle forze dell'ordine. L'accusa è quella di essere il responsabile di una decina di danneggiamenti ad auto parcheggiate in diverse vie del comune di Orsago. Il 23enne era entrato in azione lo scorso marzo tagliando gli pneumatici dei veicoli in sosta lungo la strada. Dopo le denunce e le segnalazioni da parte degli automobilisti che si erano ritrovati l'auto con le gomme a terra, i militari dell'Arma hanno avviato una serie di indagini riuscendo a identificare il 23enne e denunciandolo così all'autorità giudiziaria. Sempre per la cronaca, alle 10:40 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Foresto ad Asolo per l'incendio di un tetto ventilato e dell'impianto di pannelli fotovoltaici di un'abitazione di proprietà di un operaio quarantenne. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale di staccamento volontario e dalle sedi di Castelfranco e Montebelluna con 4 autopompe, 2 autobotti, le autoscale e 15 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato. Dopo che le fiamme sono state domate, si è proceduto alla verifica di ulteriori focolai e alla bonifica della copertura. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme sono scaturite per cause verosimilmente accidentali. Vi mostro adesso delle immagini che stanno diventando un vero e proprio caso mondiale, perché sono relative a quanto successo questa mattina a Venezia, in uno dei paesaggi da cartolina più noti al mondo. Siamo sul Canal Grande, nelle vicinanze del ponte di Rialto, dove è stata riscontrata una colorazione verde del bacino acqueo. A seguito dei primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco congiuntamente alla Polizia Locale di Venezia e all'ARPAV, il prefetto di Venezia ha disposto l'effettuazione di una riunione di coordinamento interforze in questura, nell'ambito della quale Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Venezia e Vigili del Fuoco hanno messo a fattore comune le informazioni acquisite e sono arrivate ad una sostanziale conclusione non ancora definitiva, ovvero la sostanza sembrerebbe da considerarsi un tracciante, un liquido che viene dunque immesso in tutte quelle circostanze ove si verifichi una perdita di acqua per comprenderne il tragitto seguito. Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, d'intesa con il questore, ha disposto comunque una intensificazione della vigilanza su tutta la laguna veneziana. E c'è un commento anche del governatore del Veneto, Luca Zaia, che dice: mi preoccupa il rischio di emulazione. Questo è il pensiero del governatore del Veneto, Luca Zaia, a proposito. E veniamo alla pagina politica, alle amministrative, perché ci sono 4 comuni veneti al voto. Vicenza, la sfida delle sfide, Sona nel veronese, Adria, la seconda città del Polesine, ma c'è ovviamente anche il trevigiano Vedelago, l'unico comune della Marca al ballottaggio. Sono in grado di darvi il numero, la percentuale dell'affluenza cristallizzata alle 19:12. Sostanzialmente questo è il portale Eligendo del Viminale. Vedelago 18 sezioni su 18, l'affluenza è del 30,98%, al 30,98% al primo turno era stata del 37,08%, quindi c'è stato un calo notevole. In verità alle 12
la percentuale era in linea con quella che si era registrata il 14 maggio scorso. Vi mostro anche quello che sta succedendo a Vicenza. L'ho definita la sfida delle sfide. A Vicenza l'affluenza alle ore 19 è stata del 32,58%. Al primo turno era stata anche qui più elevata di circa 3 punti percentuali, 36,1%. Questo è il dato definitivo dell'affluenza, 111 sezioni su 111. Ma ritorniamo a Vedelago, perché è una sfida importante quella di Vedelago per la Marca trevigiana, una sfida che come sempre domani seguiremo in diretta con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. 54,02% l'affluenza registrata alle 15 di lunedì 15 maggio. Di fatto un cittadino di Vedelago su 2 si era recato alle urne al primo turno per eleggere il nuovo sindaco, tutt'altro che una variabile, quella del numero di votanti nel comune della Marca occidentale, se si considera che i 2 sfidanti erano distaccati di soli 48 voti. La prima sfida infatti si era chiusa con il 44,41% dei consensi a Giuseppe Romano, candidato unitario del centrodestra, e il 45,03% a favore di Marco Perin, vice sindaco della giunta uscente, e questo dopo una campagna elettorale fatta di veleni e polemiche partitiche e personali. A Vedelago si vota in 18 sezioni, lo si potrà fare stasera fino alle 23 e domani lunedì dalle 7 alle 15. Guardando a tutto il Veneto sono altri 3 i comuni al ballottaggio: Vicenza capoluogo, la sfida delle sfide, Adria in Polesine, Sona nel Veronese. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni con Antenna 3 che sarà in diretta già dalle 14:30 con una maratona elettorale, collegamenti e analisi, vincitori e vinti. Chiuse le urne si sale sul ring di Ferdinando Avarino per un ballottaggio che resta tutto da raccontare. Appuntamento quindi a domani, subito dopo la prima edizione dei nostri telegiornali. Voltiamo decisamente pagina. Le tematiche sociali: sono attualmente 60 le persone, soprattutto giovani, supportate dal Filo di Simo, realtà che si occupa del contrasto alla depressione e ai suicidi. Noi abbiamo già avuto finora, siamo arrivati ad avere 135 contatti da utenti e ne abbiamo 60 ragazzi in accoglienza. Il problema forse in questo momento è che non vediamo una curva discendente, ma vediamo invece un picco ascendente. È una fotografia amara ma realistica, quella scattata dal Filo di Simo, associazione che ormai da 2 anni si occupa di contrasto ai suicidi e alla depressione, soprattutto tra i più giovani. Una onlus che Ivan Scremina ha dedicato al figlio Simone, morto il 18 febbraio 2021 a causa di un gesto estremo. L'associazione oggi si è spostata, grazie anche a un team di psicoterapeuti, a far clinica. Clinica significa fare la psicoterapia ai ragazzi, anche in questo momento alle persone più adulte, in maniera tale che si possa raccontare una storia diversa da quella che era la storia di Simo. Concretamente, grazie a una continua collaborazione con istituzioni e privati, il Filo di Simo è in grado di aiutare chi ha difficoltà anche economiche nell'affrontare un percorso di psicoterapia. È una sinergia che nasce perché noi come famiglia abbiamo cercato di coprire quelle che a noi nel nostro caso sembravano delle situazioni un po' difficili, quindi la psicoterapia è importante e in certi casi ha dei costi che non tutte le famiglie possono supportare, quindi l'idea era quella di far sì che chi non potesse sostenere le psicoterapie, l'associazione interveniva in parte o in toto. Dialogare con i giovani, restituire fiducia, lenire le ferite dell'anima. Per farlo serve l'aiuto di tutti. Anche per questo è stato un successo l'evento organizzato al Palateatro di Villorba con il patrocinio del comune, proprio per raccogliere fondi. Una serata con i mitici Rockets e il loro Space Rock, un modo per unire le generazioni. E le generazioni si sono unite davvero questa mattina a Lutrano di Fontanelle per una marcia. Tutti hanno chiesto il salvataggio della scuola. La scuola di Lutrano! Il bilancio che vogliamo, c'è la scuola di Lutrano!
4 passi per la scuola, dalla primaria De Amicis fino al municipio. A compierli almeno 300 persone per chiedere a gran voce al sindaco di Fontanelle e Maurina Sessolo di non chiudere il plesso di Lutrano, che verrebbe così accorpato per il prossimo anno scolastico a quello del capoluogo. Questioni di sicurezza sismica e di denatalità le motivazioni del comune, ma i genitori sono agguerriti. Lutrano attualmente conta un centinaio di alunni, metà dei quali residenti nei territori limitrofi di Oderzo, Codognè, Mansuè, Iarine, Ormelle e Porto Buffolè, che vanno considerati al pari dei residenti, dicono, una risorsa per tenere aperta la scuola, che anima l'intera frazione anche in termini di indotto e svolge una didattica innovativa per i bambini. Fa parte infatti della rete nazionale Senza Zaino. È caratterizzante il fatto di essere un plesso di dimensioni piccole che comunque trova per i bambini la giusta accoglienza, la giusta dimensione familiare. La scuola è importante non solo per le famiglie ma anche per quella che è la comunità, perché una scuola, secondo il nostro punto di vista, è aggregazione, è vita e è comunità. Chiediamo un progetto per questa scuola, chiediamo sicurezza per i nostri ragazzi e chiediamo tempi rapidi e certi in modo da riuscire a sopravvivere, riuscire ad andare avanti come è sempre stata questa scuola. Al termine della marcia i bambini hanno lasciato sulla porta del municipio letterine e disegni indirizzati al sindaco. Dall'Anteas ai ragazzi dell'Istituto Besta di Treviso, passando per l'Onlus, il tuo sorriso e l'Associazione Volontari Ospedalieri. Come ogni anno il gruppo folcloristico trevigiano ha premiato il volontariato della Marca. C'è un gran bisogno di sedi sociali, quindi l'invito da questo palco è rivolto al Comune di Treviso ma anche alle altre amministrazioni di farsi carico di mettere a disposizione spazi al mondo del volontariato per svolgere le loro attività. È un appello diretto alle istituzioni, quello che parte dalla Loggia dei Cavalieri in occasione del Ponte della Bontà 2023, come sempre voluto e organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano. Anteas è tra i premiati e Alberto Franceschini, che ne è il presidente, oltre a parlare di spazi, lancia anche un messaggio ai pensionati. Fare dell'attività dopo i 65 anni non fa che bene e mantiene in vita meglio tutti quelli che in qualche modo la fanno. Rimanere a casa in qualche modo ad aspettare i tempi che non si sanno quando verranno non ci pare la scelta migliore. Occuparsi degli altri, del resto, è una missione, come dimostrano i volti e le storie anche degli altri premiati, l'Associazione Volontari Ospedalieri, attiva ormai da 30 anni, l'Onlus Il Tuo Sorriso di Villorba, che si occupa di disabilità e non solo, ma anche 9 ragazzi dell'Istituto Besta, indirizzo sociale, che sono entrati nella pediatria del Cafoncello per portare allegria e musica ai piccoli degenti, accanto alla rete delle mamme di Madama Dorè, un'esperienza che ha toccato nel profondo. Innanzitutto voglio ringraziare le nostre insegnanti di Madama Dorè e vorrei anche ringraziare la mia insegnante Katia Meniguz, Giovani che rendono orgogliosi accanto alle tante scolaresche di scuole elementari e medie che si sono cimentate e distinte nei concorsi di prosa e di poesia con tema le emozioni e il loro arrivo inaspettato. Come abbiamo visto nella giornata di oggi abbiamo premiato persone di una certa età, ma un gruppo di giovani che ci dà tantissima speranza per il futuro e che siano di esempio per tutti. Diciamo che dopo il Covid le persone sono diventate più sensibili per affrontare certe problematiche, di conseguenza abbiamo tanti giovani che partecipano a delle imprese diciamo difficili, perché seguire i malati non è facile. E a proposito di bontà, un pensiero va alle penne nere impegnate nella Romagna alluvionata. Ho voluto ringraziare oggi gli alpini che non sono qui presenti perché sono ad aiutare le popolazioni che sono state vittime di queste esondazioni in Emilia Romagna, e quindi voglio veramente ringraziarli per quello che fanno.
E a proposito di solidarietà, è stato inaugurato questa mattina a Ponte di Piave il monumento dedicato ai donatori Avis Aido nell'area verde di Piazza Garibaldi. L'opera raffigura il simbolo della goccia di sangue attorniato da due mani con le scritte Avis e Aido. Il monumento, ha dichiarato il sindaco Paola Roma, come obiettivo principale quello di promuovere la cultura del dono, sottolineando l'importanza di incentivare le persone a donare sangue e a fornire il proprio consenso in vita alla donazione di organi, cellule e tessuti. Quando si parla di dono non possiamo non ricordare la nostra campionessa Sara Anzanello, a lungo testimonial di questa importante tematica. Così dunque il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. E noi adesso andiamo in pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per parlarvi della domenica vissuta a Villa Margherita, che ha ospitato un'importante iniziativa dedicata al mondo del fumetto. Tutta la mia passione per l'arte è nata quando avevo circa 8 anni, che in un giorno di sciopero da scuola sono andata da mia nonna al centro anziani e c'era una pittrice e da lì ho iniziato a prendere lezioni di pittura e poi sono incappata in questa fumetteria a Sant'Antonino e ho iniziato a disegnare lì. Io sono stata allieva lì dal 2012 e da circa 2 anni insegno al corso del lunedì. Un personaggio di un anime, di un manga, Rei di The Promised Neverland. E questo. 24 anni e questa passione c'era avuta fin da piccolo, però come disegno ho iniziato a frequentare questa scuola da circa 2 anni ormai. Dietro ogni fumetto c'è una storia, dietro ogni volto una passione che può diventare progetto di vita. Nel parco ottocentesco di Villa Manfrin è così andato in scena il primo evento cosplay di Treviso dedicato a fumetti, manga, giochi di ruolo. Stiamo giocando a un gioco che si chiama L'Ultima Torcia, è un gioco di ruolo fantasy in cui i partecipanti interpretano dei personaggi che incarnano un po' lo stereotipo dell'avventuriero, un po' alla Tolkien, quello che si vede che si è letto nei romanzi, visto nei film, quindi nani, elfi umani. L'obiettivo della giornata è quello di condividere l'arte di giovani artisti che vogliono approcciarsi al mondo del fumetto o delle fan art, insomma un po' dell'arte in generale, e permettere quindi anche a Treviso un piccolo spazio per i giovani per potersi mettere in mostra e condividere ciò che amano, le loro passioni. A organizzare la giornata la scuola di fumetto Wonder Comics, che guarda i prossimi appuntamenti. Abbiamo anche dei centri estivi che partiranno il 12 giugno e lì appunto faremo anche un laboratorio di storytelling per creare una storia e poi animarla con le tecnologie che abbiamo attuali nel cellulare, qualche programma, e poter fare un corto animato insieme ai ragazzi dei centri estivi. Sempre qui a Villa Manfrin, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto della Mirella Tozzato. Una realtà in espansione, quella del fumetto anche a Treviso. Per i più talentuosi un'opportunità di lavoro nelle arti grafiche, dalla pubblicità al cinema, in generale una passione che fa evadere dalla quotidianità. Il disegno principalmente mi ha sempre appassionato fin da quando sono bambina, infatti mi rilassa molto disegnare, proprio mi aiuta a staccare anche dai problemi quotidiani molte volte. E c'è poi lo sport che regala sempre grandi emozioni, come lo sport in rosa. Oggi il gran finale del Giro d'Italia con il trionfo in rosa per Roglic. Possiamo vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Giro d'Italia che questa settimana ha parlato Veneto con le tappe Caorle, Longarone, Val di Zoldo, Tre Cime di Lavaredo, ma insomma non c'è stato solo il Giro d'Italia ma anche il Giro E, che è arrivato in Veneto, la corsa ciclistica non agonistica con bici a pedalata assistita, che ha fatto tappa a Monastere, ed è stata anche l'occasione per parlare di Parkinson. Pedalo un po' per tutti quelli che hanno una malattia, che sia Parkinson, che sia qualsiasi altra forma di malattia, non ha importanza, però giustamente si combatte e penso che insieme si può combattere. Affetto da 12 anni da Parkinson, Lorenzo non si è mai perso d'animo e ha dimostrato che con le cure e lo spirito giusto si può affrontare ogni sfida che la vita ci pone.
Lorenzo Sacchetto, originario di Sant'Urbano nella Bassa Padovana, seguito dai medici, ha cominciato ad usare la bicicletta per reimparare a camminare. Dopo un viaggio in bici che lo ha portato da Papa Francesco, è nato Pedalando, manifestazione sportiva sociale alla sua prima edizione, volta a sensibilizzare sul Parkinson e sulle malattie neurodegenerative. Ci saranno questi amici che mi aiutano a pedalare assieme. Davide Cassani sarà presente al giro. E che dire, se tutti vi iscrivete siamo anche di più, portiamo la voce del Parkinson e non solo, anche delle altre malattie neurodegenerative a conoscenza delle popolazioni in cui ci fermiamo e facciamo sosta la sera. Nel periodo dal 19 al 27 luglio la carovana di Pedalando toccherà 9 tappe, da Comacchio a San Giovanni Rotondo, passando per Pesaro e Ancona. Lorenzo sarà seguito da un'equipe di ricerca dell'Università di Padova per monitorare l'andamento della sua malattia. Con lui anche il campione Davide Cassani. Lo accompagnerò per un paio di tappe nel suo viaggio, dal Veneto a San Giovanni Rotondo. Lorenzo è una forza della natura, è un lottatore ed è un esempio per tutte quelle persone che in momenti di difficoltà riescono a lottare, riescono a reagire con il sorriso e con la voglia di fare. Un giro che punta a sensibilizzare sull'importanza dello sport. È importante perché fa vedere che lo sport aiuta, supporta e fa molte volte più di un farmaco. È un'annata davvero particolare per l'apicoltura trevigiana e veneta. Umidità e sbalzi climatici stanno facendo aumentare il fenomeno della sciamatura delle api. Nel prossimo servizio di Lucio Zanato i consigli su come agire se vi arrivano le api in giardino. Metti una domenica mattina in giardino quando d'un tratto arriva una nuvola ronzante. Pochi minuti e un ramo si trasforma in un grappolo di api. La prima cosa da fare è chiamare i pompieri o, se si conosce qualcuno, un apicoltore professionista. E voi poi come agite? Allora, intanto si capisce dove è posizionato. Se è in una posizione comoda si può lavorare direttamente da per terra, altrimenti si deve usare per forza di cose una scala. Poi ci si attrezza con delle protezioni perché in fase di sciamatura non sono aggressive, però è meglio non rischiare perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Quindi maschera, guanti di protezione e una tuta protettiva. Va ricordato che, contrariamente a quanto possa sembrare, le api in questa condizione non sono né aggressive né pericolose. È un fenomeno naturale, ovvio le api hanno un pungiglione, quindi se disturbate poi si vanno a difendere. Però insomma se loro arrivano su un cespuglio, su un ramo, su un albero, è importante non avvicinarsi troppo e lasciarle dove sono. Per recuperarle l'altro oggetto indispensabile è un'arnia vuota. Un'arnia in polistirolo che per questo tipo di operazioni è semplicissima da gestire perché è molto leggera. Dentro abbiamo una parte, solo alcuni favi, ancora appena creati con il foglio cereo di base, diciamo, su cui poi lo sciame e la famiglia d'api andrà a costruire la restante parte della celletta. Dopo l'osservazione ravvicinata si posiziona l'arnia pronti per l'intervento più delicato. Fa cadere all'interno regina e operaie. Che qua vedo che stanno entrando, io le appoggio da così, un po' magari le agito in modo tale che siano un po' stimolate a muoversi e a finire dentro. Un'azione delicata ma fulminea che termina dopo una ventina di minuti senza intoppi. Il ramo è completamente libero, c'è qualche ape che gira perché è ancora un po' stordita da quanto è accaduto, però insomma penso che al 95-98% la regina sia all'interno. Ma il deposito a terra dell'arnia non è l'ultimo passaggio dell'operazione recupero. Bisogna aspettare la sera? Sì, la sera più che altro perché loro sono tutte dentro l'arnia, quindi in ora notturna, appunto con il buio in questo periodo dalle 9 in poi, ci si avvicina all'arnia, si chiude l'apertura di fronte e può essere trasportata in sicurezza nell'apiario di casa, diciamo.
E per il consueto servizio storico della domenica sera torniamo al 27 maggio del 1987, quando anche la Marca trevigiana si mobilitava per dare corpo al progetto di un professore di psichiatria dell'Università di Modena. Il suo nome è Ernesto Caffo e il progetto è Telefono Azzurro. Maltrattamenti e violenze, talvolta raccapriccianti a dirsi anche sessuali, nei confronti dei bambini. Un tema purtroppo alla ribalta da anni, non soltanto in Italia, è riemerso dopo gli ultimi casi allarmanti. Maria Concetta, la bambina di Palermo morta per le percosse dei genitori, è forse soltanto il più lampante di una serie di casi, purtroppo non tutti noti. Esiste l'omertà, esiste il non sono fatti miei. In tutta Italia sta sorgendo un'iniziativa per combattere questo fenomeno. Si chiamerà Telefono Azzurro ed è un'idea della Round Table, un'associazione aperta a giovani professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che occupano posizioni di rilievo nel campo delle rispettive attività. Chiamando un semplice numero di telefono che sarà messo a disposizione dalla SIP, chiunque in tutta Italia potrà denunciare casi gravi o situazioni di maltrattamenti e violenze a minori. Ma il problema è che per partire questo servizio ha bisogno di 400 milioni che saranno ricavati con autotassazione dei soci delle Round Tables, con sponsorizzazioni e con contributi spontanei. Ma parliamo meglio del Telefono Azzurro con Nico Cunial, che è presidente della Round Table numero 26 di Asolo. Anzitutto, chi risponderà al Telefono Azzurro? Rispondono degli esperti, a seconda del caso, degli esperti che possono analizzare appunto questo caso, pedagoghi, sociologi, avvocati, medici. Che cosa vuole diventare il Telefono Azzurro, oltre che un servizio? Vuole essere anche una prevenzione, nel senso che certi casi, magari se presi fin dall'inizio, non possono e non devono o non dovrebbero degenerare in situazioni di estrema gravità. Al momento esiste già la struttura con un numero di telefono provvisorio, lo vedete, che dà soltanto informazioni. Nelle previsioni si dovrebbe partire entro l'anno, coinvolgendo anche strutture pubbliche, regioni e il Tribunale dei minori. Ritorniamo ai giorni nostri, andiamo a Feltre per parlarvi di una mostra alla Fondaco delle Biade, I colori del Palio, che sarà visitabile fino al 18 giugno, il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica con orario 9:30, 12:30, 15, 19. In attesa delle gare della giostra equestre di agosto, una mostra collettiva intitolata I colori del Palio, ospitata dal Fondaco delle Biade, avvicina gli appassionati al momento clou dell'intero anno feltrino. Questo è uno dei tanti attività che facciamo di avvicinamento al palio e quindi con questa mostra I colori del Palio cerchiamo di dare spazio all'arte. Sono 6 artisti, di cui 5 feltrini, che espongono le loro opere pittoriche o anche scultoree che si sono ispirate al palio e quindi alle giornate della rievocazione storica e dei giochi. L'iniziativa valorizza il percorso artistico di chi ha a cuore Feltre e il suo palio e allo stesso tempo consente di continuare a riflettere sul rapporto tra la città e la manifestazione che si svolgerà tra 2 mesi. Abbiamo svelato qualche settimana fa l'artista del drappo, che quest'anno sarà il maestro Altan, molto conosciuto soprattutto per la Pimpa e le sue vignette, e si sta mettendo in macchina tutta quanta la parte organizzativa. Abbiamo già fatto degli incontri con Questura e Vigili del Fuoco per tutto quello che riguarda la Commissione Pubblico Spettacoli, ma anche i quartieri si stanno mettendo in moto per organizzarsi. Vi ricordo in ultima battuta la notizia con la quale abbiamo aperto questo telegiornale, l'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16 in Alpago, dove è morto un 56enne di Pieve di Soligo che stava viaggiando a bordo del suo scooter con la moglie che non è in pericolo di vita, è rimasta ferita. L'incidente all'altezza del bivio per Cornolade. Non vi abbiamo dato le generalità perché appunto i familiari, non tutti i familiari sono stati ancora avvisati, ci sta pensando anche il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, con il quale siamo in contatto. Probabilmente questo incidente, se è verificato, è una delle ipotesi a causa dell'asfalto bagnato, perché si sono registrati dei nubifragi oggi pomeriggio in provincia di
di Belluno, questo in particolare ha colpito una zona poco distante dall'Alpago. Siamo a Belluno Nord, sulla strada per Ponte nelle Alpi. Questa è la zona del mega dei centri commerciali, è una delle zone, è una delle foto insomma più simboliche del pomeriggio vissuto nel bellunese. Un violento nubifragio, ci sono stati interventi da parte dei vigili del fuoco. Così dunque la cronaca, c'è poi tutta la politica, le elezioni amministrative, il ballottaggio che come sapete nella Marca Trevigiana riguarda il comune di Vedelago, circa 17.000 abitanti nella Marca occidentale, su 18 sezioni l'affluenza alle 19 è stata del 30,98%, in calo rispetto al primo turno di quasi 6 punti percentuali. Al primo turno era stata del 37,08%. Vi ridò anche il dato di Vicenza, perché come sapete la sfida di Vicenza è quella principale. Alle 19 l'affluenza era del 32,52%, anche qui in calo di 3 punti percentuali rispetto al primo turno del 14 maggio, quindi di 2 settimane fa. Ovviamente domani noi seguiremo in diretta lo spoglio, come vi abbiamo detto, dalle 14:30 ci sarà il vice direttore Ferdinando Avarino per una lunga maratona elettorale, quindi domani appuntamento da non perdere, subito dopo la prima edizione dei nostri telegiornali. È tutto anche per questa edizione serale, vi lascio le previsioni del tempo, buona domenica sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica non così stabile. La tendenza per l'inizio della settimana sarà buona, ma con una locale variabilità. Il dettaglio di lunedì 29 maggio. Sul Veneto tanto sole ovunque, tuttavia nel pomeriggio avremo annuvolamenti e occasionali piogge sui rilievi, ma possibili anche fin verso le zone limitrofe. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, ma cielo variabile, specie nelle ore pomeridiane, quando saranno possibili dei rovesci sui monti e poi localmente anche in pianura. Temperature minime sui 16-17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto variabile con tratti soleggiati, specie al mattino, e con rovesci sparsi al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.